la matematica non è il mio mestiere, cantava qualcuno, però ci proviamo, insomma. Diceva il vecchio adagio, non c'è due senza tre, ma poi c'è il quarto. Perché? Perché ci hanno provato, stando ad aprile in questa posizione, con questa distanza dalla vetta, no? In questi anni, Mazzarri stagione 2010-2011, ci ha provato Maurizio Sarri, ci ha provato il primo Luciano Spalletti, tutti quanti lì secondi a 3 punti e poi sono finiti sul podio, non ce l'ha fatta nessuno. Grandi rimpianti, in certi casi anche un po' tormenti, potremmo definirli così, ma lo scudetto mai. Ci prova stavolta Antonio Conte, la cui storia è un'altra. Di solito lui è quello davanti, è quello che deve rintuzzare l'assalto degli altri, no? Questo è un progetto differente, lui ne aveva piena consapevolezza quando è arrivato. L'obiettivo era tornare in Europa, tornare in Champions, chiaramente, no? Per quello che rappresenta per il club. Però adesso è lassù, è a 8 dalla fine, evidentemente ci crede Conte, ci crede lo spogliatoio, spinge l'ambiente con la consapevolezza di una forza, di un valore, di ambizioni legittime, ma anche delle difficoltà, perché andare a Bologna adesso forse è il peggio che si possa trovare nel calendario, per quello che sta esprimendo la squadra di Italiano, per il livello raggiunto, per lo status. Insomma, è sicuramente una trasferta dura, trasferte per meglio dire, nelle quali nell'ultimo periodo il Napoli sta anche un po' faticando. Pensa, non vince fuori casa da 78 giorni, l'ultima fu a Bergamo con l'Atalanta, fu poi quella una notte di festa con i 10.000 a Capodichino, no? Con Antonio Conte, immagina, che potrebbe diventare iconica eventualmente, lì affacciato al pullman col megafono, no? Facendo l'eco di una felicità che era di un popolo intero. Però da quel momento 3 punti su 12, e come dicevo una certa fatica, una certa sofferenza, e quindi a Bologna è partita che conta, che vale, con Napoli che non può sbagliare, ma col Napoli, chiudo, che spera di arrivarci con tutti gli uomini a disposizione, non tutti perché c'è Conte squalificato, però McTominay dopo 3-4 giorni di influenza brutta, un po' debilitato, ma sta riprendendo. C'era Spinazzola che ormai 2 settimane fa ha preso quella che si chiamava la vecchietta, che in realtà è una ginocchiata sul muscolo, che però da smaltire è cosa fastidiosa, ma pure lui si sta rimettendo, e quindi Antonio Conte potrebbe, perché siamo a inizio settimana, magari poter scegliere sistema e uomini migliori, e in tal caso potrebbe starci una certa continuità, no? Il Napoli di Bergamo, ma anche quello ultimissimo bello con il Milan per un tempo e più, è il Napoli del 4-3-3 con Lukaku, con Politano, con Neres, insomma il Napoli che fu dei titolarissimi. Monitorando un po' le condizioni, però certi acciacchi poi coi giorni vanno via, passa l'influenza, quella tipica di stagione, no? Quella che per esempio ha colpito McTominay, costringendo Conte prima del Milan di fatto a ricalibrare le sue scelte, e subito dopo a prendere una pasticca perché era completamente svuotato e squalificato, perché lui a Bologna non ci sarà. Il paradosso è che potrebbero starci tutti, e quindi la possibilità di scegliere, no? La pazza gioia, quella che mai si è potuto concedere o quasi in questa stagione, quindi magari dare continuità a questo sistema di gioco, al 4-3-3, no? Quello con il quale ha trovato maggiore continuità in questo campionato. Per dire, l'ultima vittoria in trasferta cristiana, che manca da 78 giorni a Bergamo, era il Napoli del 4-3-3, era il Napoli più solido, più equilibrato, forse anche più bello, e Bologna è un passaggio, no? Chiaramente è un pezzo di strada, ma anche di scudetti, una città dove, a proposito di scudetti, il secondo lì visse una giornata apicale, decisiva, e da qui alla fine lo saranno tutti, con Napoli che è intento in questa rincorsa. Poi ci torneremo con dei dati preparatici da Alessandro Biolchi, come sempre, no? Che raccontano un po' di storie, quante volte alla 30ª giornata Mazzarri, Sarri, Spalletti ci hanno provato a recuperare quei 3 punti, non ce l'ha fatta nessuno, ma ci prova adesso Antonio Conte, lui che però di solito è abituato a stare davanti, e quindi è una prospettiva differente la sua rispetto al solito. 2 giorni di riposo, ma da oggi quasi a risarcire, no? Questa concessione. Li ha voluti un po' prima qui, si pranza insieme, poi si va in campo, e da qui comincia questa lunghissima settimana fino a lunedì. Come diceva Giovanotti, lo spettacolo più bello dopo il weekend sarà Bologna.
E allora, fratelli azzurri, bentornati sul canale. Oggi parliamo di una questione fondamentale per il futuro del Napoli. Parleremo anche del futuro di Antonio Conte, perché ci sono due certezze importanti che stanno emergendo. Restate con me fino alla fine e, come sempre, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessun aggiornamento. Antonio Conte resterà sulla nostra panchina anche nella prossima stagione? La società ha preso una decisione chiara, ma come sempre nel calcio niente è scontato e tutto dipenderà da alcuni fattori chiave. Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli ha dato un segnale forte al campionato con una vittoria importantissima contro il Milan. Un successo che ci tiene agganciati alla lotta per il vertice e conferma che questa squadra, sotto la guida di Conte, ha un'identità precisa, carattere e voglia di vincere. Ma attenzione, perché adesso arriva una sfida durissima, la trasferta contro il Bologna, un match che ci dirà tanto sulle nostre ambizioni per il finale di stagione. Nel frattempo, però, il tema più caldo è il futuro dell'allenatore. Secondo quanto riportato da Sport Italia, il Napoli ha deciso, vuole continuare con Antonio Conte e confermare il suo contratto da 6,5 milioni di euro a stagione più bonus. Un investimento importante che dimostra la volontà della società di dare continuità al progetto tecnico, ma qui arriva la parte più delicata. Conte accetterà? Perché, come sappiamo, il mister salentino è uno che non si accontenta mai e vuole sempre il massimo dalla società. E il suo malumore per l'ultima sessione di mercato invernale è una realtà con cui bisogna fare i conti. Facciamo un passo indietro. Vi ricordate cosa successe alla sua prima stagione con l'Inter? Non vinse lo scudetto, chiese garanzie di mercato, ottenne rinforzi e nella stagione successiva portò i nerazzurri al titolo. Ma poi, quando capì che la società non poteva più garantirgli investimenti all'altezza, decise di lasciare. Ecco perché ora il Napoli deve stare attento. Conte è un vincente, un allenatore che vuole squadre pronte a lottare per i trofei. Non è uno che si accontenta di un piazzamento in Champions o di una stagione senza titoli. Se non avrà le giuste garanzie tecniche, potrebbe prendere una decisione drastica. Dall'altra parte, De Laurentiis sa bene che perdere Conte sarebbe un colpo durissimo per il progetto Napoli, perché con lui in panchina la squadra ha un'identità, una mentalità feroce e soprattutto una guida carismatica in grado di far rendere al massimo ogni giocatore. Non è un caso se il Napoli, nonostante qualche difficoltà iniziale, sta tornando ad essere una squadra temuta da tutti. Ora la questione è: De Laurentiis e Conte hanno la stessa visione per il futuro? Il vertice di fine stagione sarà cruciale. Se il presidente sarà disposto a investire in giocatori di qualità e dare al mister una squadra in grado di lottare per il vertice, allora il matrimonio potrà continuare. Ma se invece ci saranno divergenze, tutto potrebbe saltare. Ragazzi, ora voglio sentire voi. Secondo voi Conte deve restare a tutti i costi? De Laurentiis farà i giusti investimenti per accontentarlo? Oppure vedremo un altro ribaltone in panchina? E allora, fratelli azzurri, oggi abbiamo una notizia di calciomercato che sta facendo impazzire i tifosi del Napoli. Un colpo a sorpresa potrebbe presto concretizzarsi, con un annuncio che arriva direttamente da una fonte autorevole. Un colpo in porta? Arriva l'annuncio. Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli è tornato a lavorare a Castelvolturno con una grande notizia. Anguissa e McTominay sono recuperati al 100% e saranno disponibili per la sfida contro il Bologna. Una trasferta che potrebbe rivelarsi decisiva per il sogno scudetto, perché gli azzurri sono più vivi che mai e credono nella rimonta. Ma oggi il tema caldo è il mercato in entrata, perché il giornalista di Sky Francesco Modugno ha rivelato un'indiscrezione che potrebbe cambiare il futuro della porta del Napoli. Alex Mere è vicino al rinnovo, ma la società sta valutando l'acquisto di un nuovo portiere di livello. Durante la trasmissione Il bello del calcio, Modugno ha spiegato che il Napoli ha già un accordo con Meret per un prolungamento di 2 anni, ma questo non significa che il club non voglia alzare ulteriormente il livello, e tra i nomi monitorati c'è un vero gigante della Serie A. Per il rinnovo di Meret c'è un'intesa per 2 anni di contratto, ma non escludo l'arrivo di un altro numero 1. Milinković-Savić è un portiere che piace. Sì, avete capito bene, Vanja Milinković-Savić, il colosso del Torino, è nel mirino del Napoli, un portiere che, con i suoi 202 cm, ha dimostrato di essere uno dei migliori della Serie A per reattività, sicurezza tra i pali e gioco con i piedi. La domanda è: perché il Napoli starebbe pensando a un altro portiere se Meret sta per rinnovare? Ci sono 2 ipotesi.
Primo, Conte vuole più competizione in porta e un dualismo con Milinkovic-Savic potrebbe spingere Meret a migliorare ulteriormente. Secondo, il Napoli sta valutando il futuro e potrebbe considerare Milinkovic-Savic come un'alternativa a lungo termine, specialmente se Meret dovesse avere cali di rendimento. Voi cosa ne pensate? Meret è il portiere giusto per il Napoli o servirebbe un profilo come Milinkovic-Savic per dare più sicurezza alla difesa? Scrivetelo nei commenti, voglio sapere la vostra opinione. E ora passiamo al tema più discusso degli ultimi giorni. Antonio Conte resterà al Napoli? Dopo le voci di tensioni con De Laurentiis, Modugno ha fatto chiarezza sulla situazione, spiegando che ci sono due punti fermi nella vicenda. 1. Conte ha un contratto per altri 2 anni, quindi, se non ci saranno sorprese, resterà sulla panchina del Napoli. Secondo, ci sarà un incontro decisivo a fine stagione tra Conte e De Laurentiis. Il futuro del mister sarà deciso solo dopo questo confronto, che sarà determinante per capire se le due parti hanno la stessa visione per il futuro. L'obiettivo del Napoli era riacquistare una dignità calcistica. La squadra è stata costruita per tornare in Europa. Non riconoscerlo sarebbe un torto a Conte. E su questo, ragazzi, non possiamo che essere d'accordo. Conte ha preso una squadra demotivata e l'ha trasformata in un gruppo combattivo, affamato, capace di battere squadre come il Milan. Ma lui è un allenatore che vuole sempre il massimo e se non riceverà le giuste garanzie sul mercato potrebbe anche decidere di salutare. Quindi la domanda è: De Laurentiis farà i giusti investimenti per accontentare Conte oppure vedremo un altro ribaltone in panchina? Ragazzi, voglio sentire voi. Vi convince l'idea di prendere Milinkovic-Savic? E secondo voi Conte resterà o ci sarà un altro colpo di scena? Scrivete tutto nei commenti e mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna notizia sul nostro Napoli. E allora, amici azzurri, parliamo di un colpo di mercato che potrebbe infiammare l'estate del Napoli. Stefan De Vrij è nel mirino degli azzurri. L'entourage del difensore olandese è stato avvistato in città e questo potrebbe essere un segnale importante in vista della prossima stagione. In più c'è un dettaglio che rende tutto ancora più interessante. Antonio Conte è un grande estimatore del giocatore. Dopo la grande vittoria contro il Milan, il Napoli non ha perso tempo e ha iniziato a muoversi sul mercato. Come riportato da areanapoli.it, nei giorni scorsi l'avvocato di Stefan De Vrij è stato in città, segno che qualcosa potrebbe bollire in pentola. Il difensore è in scadenza di contratto con l'Inter a giugno e al momento la società nerazzurra non ha ancora esercitato l'opzione per il rinnovo automatico. La situazione è chiara. De Vrij non vuole farsi trovare impreparato e sta valutando tutte le possibili opzioni per il suo futuro. Napoli potrebbe rappresentare una soluzione ideale, soprattutto perché Antonio Conte lo conosce benissimo e lo stima da sempre. Classe 1992, il centrale olandese è un profilo che potrebbe fare al caso del Napoli. Parliamo di un giocatore con una grandissima esperienza internazionale, titolare inamovibile con l'Inter e con la nazionale olandese. Ma quanto guadagna attualmente e quale potrebbe essere l'offerta del Napoli? L'aspetto economico. De Vrij guadagna troppo per il Napoli? Attualmente De Vrij percepisce circa 3,8 milioni di euro netti a stagione, uno stipendio importante per gli standard del Napoli. Ma attenzione, perché la società partenopea ha già fatto un'operazione simile in passato. Ricordate Danilo, ex difensore della Juventus? Il Napoli aveva provato a prenderlo offrendo circa 2,5 milioni di euro netti a stagione. È possibile che per De Vrij venga proposta una cifra simile, con la garanzia di un ruolo centrale tra Serie A e Champions League. Sarebbe un contratto vantaggioso per entrambe le parti. Il Napoli si assicurerebbe un difensore d'esperienza a parametro zero, mentre De Vrij avrebbe la possibilità di ritrovare Conte e giocare in un progetto ambizioso. Un altro elemento che potrebbe pesare tantissimo nella scelta di De Vrij è il rapporto con Antonio Conte. I due hanno lavorato insieme all'Inter e sotto la guida del tecnico salentino De Vrij ha collezionato 88 presenze, segnando 5 gol e fornendo 5 assist. Ma non è solo una questione di numeri. Conte stravede per il difensore olandese e lo considera un giocatore chiave per il suo sistema di gioco. E lo stesso De Vrij, in passato, non ha mai nascosto la sua grande stima per l'allenatore. Mi piace molto, tatticamente è un mostro. Sa come preparare al meglio le partite e come preparare noi calciatori. La sua mentalità è impressionante, è un vincente nato che odia a morte perdere.
Parole che lasciano pochi dubbi. Se Conte decidesse di restare sulla panchina del Napoli, De Vrij potrebbe essere uno dei suoi primi rinforzi per la prossima stagione. Adesso tutto dipenderà da Aurelio De Laurentiis e dalla strategia di mercato del Napoli. Il club potrebbe decidere di puntare su un giocatore più giovane, ma prendere un difensore d'esperienza come De Vrij a parametro zero sarebbe un grande affare. E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere De Vrij in maglia azzurra? Sarebbe il rinforzo giusto per la difesa del Napoli? Scrivetelo nei commenti, voglio sentire la vostra opinione. E mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna notizia sul nostro Napoli. Forza Napoli, sempre!